questa vigna è nato siamo due, io e il mio socio Gaetano, e siamo geologi, ci siamo sempre occupati di geologia, lavoriamo assieme da più di 25 anni, abbiamo avuto sempre la passione un po' per il vino, e quindi a un certo punto abbiamo deciso di piantare sta vigna, che all'inizio era nato un po' come un gioco, come un hobby, e poi ci ha preso la mano perché ci lavoriamo direttamente noi, quindi l'impegno è notevole. Ed è nato praticamente così. Ci siamo un po' convertiti da professionisti a viticoltori in qualche modo. E 10 anni fa, siccome il vino era un elemento comune, ci siamo detti, iniziamo un'altra avventura. Però nessuno di noi ha mai pensato di iniziare questa avventura senza l'altro, quindi abbiamo sempre fatto tutto insieme. Gianni è originario di Chiaramonte, quindi un po' la scelta è stata su Chiaramonte, e quindi in qualche modo abbiamo scelto la zona quasi obbligatoriamente, insomma, perché ci eravamo affezionati. Sono prodotti due vini da questa piccola vigna, uno Liama, che prende il nome dal legaccio naturale che utilizziamo per legare la vite, che è questo qua, sia al tronco sia viene legata al centro quando crescono i talci, mentre l'altro vino viene chiamato Arundo perché è il nome scientifico della canna che noi utilizziamo come tutore. Il nome scientifico è Arundo Donax, e quindi abbiamo voluto alla fine dare due nomi che fossero evocativi dei lavori che facciamo in vigna. Un altro lavoro che noi facciamo è l'ammazzoniata, che è questo qui, quindi la vite a giugno, anziché essere gimata, viene attorcigliata in modo che si riduce l'afflusso di linfa verso l'alto, lei non cresce più e tutta la linfa va a concentrarsi sul frutto. Sono tutta una serie di lavorazioni che comportano fatiche enormi per avere poi un prodotto di questo tipo. È una viticoltura come si faceva all'inizio del secolo scorso, niente di più. Abbiamo ripreso anche i modi di fare, cerchiamo quanto più possibile di mantenere anche questa filosofia per la realizzazione del vino, niente di aggiunta, niente di chimico, nessun trattamento chimico in vigna, cerchiamo quanto più possibile di restare naturali. Questi sono i nostri due vini, Liama e Arundo. Sono Arundo come vino storico, il primo vino prodotto, il primo vino dell'azienda, quello che pensavamo sarebbe rimasto il nostro unico vino, senza pensare che ci sarebbe mai stato un secondo vino. E invece poi le scelte ci hanno portato a fare un secondo vino di cui siamo orgogliosissimi. A noi piace definire questi vini due vini con le radici, perché affondano le radici nella tradizione iblea, nel momento che abbiamo ripreso un po' le lavorazioni antiche che si facevano in vigna. Rappresentano in qualche modo il nuovo corso di questa azienda, di questa vigna. Per la prima volta forse ci ha dato l'idea di aver lasciato un'impronta da qualche parte, cosa che non ci dava né la professione né altro. Questo l'abbiamo creato noi, non è poco, non è cosa da poco per noi.